400 € in spazzatura, è il caso di dire. Tanto è costata ai condomini di via Pisa la multa per rifiuti abbandonati nell'isola ecologica di competenza condominiale. Sacchetti semiaperti, bidoni strapieni buttati a terra. Gli ecovandali si sono sbarazzati di ogni cosa, non lasciando traccia, al punto che, a seguito delle lamentele dei residenti, sono dovuti intervenire gli uomini della Contarina a pulire l'area. Ma stavolta il nucleo antidegrado del comando di via Castello, che da sempre è impegnato in questa annosa guerra ai rifiuti, ha deciso di cambiare strategia. Se fototrappole, se sistemi di videosorveglianza non riescono a individuare i responsabili, inizieremo a sanzionare i condomini stessi. Obiettivo: responsabilizzare i condomini e chi usufruisce dell'area ecologica. In caso di rifiuti sparsi risponde l'intero edificio. Questo è un nuovo metodo per responsabilizzare soprattutto le aree condominiali con numerosi appartamenti. Quindi il fatto di avere delle aree condominiali, come in questo caso in via Pisa, che vengono utilizzate dagli stessi condomini, ma anche da altri che non sappiamo individuare, ma alla fine sono aree lasciate in stato di abbandono, in questo caso oggettivamente è un'area condominiale, quindi oggettivamente il condominio dovrà rispondere delle sanzioni. Ecco vandali sotto il mirino e per smascherarli sono in arrivo nuove telecamere mobili previste per fine estate.